Bentrovati. Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, diceva: ripetete una menzogna 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità. E questa è la tecnica usata dai politicanti per ingannare i cittadini più semplici. Siamo bombardati da menzogne e da omertà di numeri falsi. Ad esempio, quanti voti ha ricevuto Berlusconi nelle ultime elezioni politiche? I maggiordomi berlusconiani sparano numeri come all'otto. Per alcuni sono 8, per altri sono 10, per altri ancora sono 15 o 12. In realtà, nelle ultime elezioni politiche il PDL, e quindi Berlusconi, ha conquistato 7.332.000 voti alla Camera, pari al 21,56%, e 6.829.000 voti al Senato, pari al 22,3%. Ma quando il maggiordomo berlusconiano di turno spara i soliti numeri fasulli, nessun giornalista che ritengo sia a conoscenza delle cifre vere sbugiarda il cialtrone squadernando i numeri reali. In quel momento, ricordatelo, il politicante con la complicità del giornalista vi sta imbrogliando, come sui miliardi di tasse pagate da Mediaset. Per minimizzare i 7,3 milioni della frode fiscale di Berlusconi, i suoi cortigiani sparano gli importi delle imposte pagate da Mediaset. Per la parlamentare del PDL Casellati, ospite a 8,5, Berlusconi ha pagato 6 miliardi di imposte. Schifani a porta invece dice che sono 9 i miliardi pagati, mentre la Santanchè, ospite di Piazza Pulita, i miliardi lievitano a 11. Come scrive Travaglio, dovrebbero almeno sincronizzare le puttanate. Ma c'è un'altra notizia ben più grave, uscita il 5 settembre, ma scivolata sui media come l'acqua sul marmo, quasi fosse un fatto di secondo piano. È la motivazione della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Palermo a Marcello Dell'Utri a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. In qualunque stato civile un'informazione decente, la notizia avrebbe occupato le prime pagine dei media per giorni. Infatti, scrivono i giudici nella motivazione, l'ex senatore del PDL Dell'Utri è stato il mediatore contrattuale tra Cosa Nostra e Berlusconi. Una notizia da far accapponare la pelle. Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri si sarebbero incontrati nel 1974 con 3 boss mafiosi per garantire una protezione personale a Berlusconi. Insomma, è scritto nella sentenza, Berlusconi 40 anni fa, all'inizio della sua avventura imprenditoriale, fece un patto con la mafia. E sappiamo che i patti con la mafia è difficile rompere. Scrive infatti la Cassazione nel maggio del 2012: è stato definitivamente accertato che Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi e i 3 capi mafiosi Gaetano Cinà, Stefano Bontade e Mimmo Teresi avevano siglato un patto in base al quale l'imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a Cosa Nostra per ricevere in cambio protezione. E Dell'Utri non è un signor nessuno, è uno dei soci fondatori di Forza Italia. Era, e forse lo è ancora, il braccio destro di Berlusconi. Questa sentenza ci dice che siamo oltre la gravità della condanna per frode fiscale del Caimano. Fare patti con la mafia credo sia un fatto terribilmente grave per un personaggio che da 20 anni domina la scena politica del paese. Eppure dopo un paio di giorni la notizia, che era già relegata nelle pagine interne, è praticamente scomparsa dai media. E nessun giornalista chiede conto di questi fatti a Berlusconi e ai suoi cortigiani. Oltretutto Berlusconi, come sappiamo, non fa conferenze stampa con giornalisti che potrebbero fargli domande scomode. L'unto del signore parla solamente nei comizi, facendo dei monologhi con i suoi dipendenti o attraverso i videomessaggi televisivi come quello di ieri, con il protagonista che sembrava finto come un manichino. Un intervento grottesco, infarcito dalle solite menzogne, urlando la propria innocenza come fanno da sempre i condannati. Anche il boss mafioso Totò Riina si dichiara innocente, dice di essere un povero contadino che non ha fatto male neanche a una mosca. Il Caimano è semplicemente un delinquente che, diversamente dagli altri, ha soldi, televisioni, giornali e maggiordomi che sostengono le sue aberranti tesi. Da tempo vi invito ad aprire gli occhi. Non fatevi prendere ancora in giro, non fatevi ingannare, cercate i fatti, non lasciatevi condizionare da un'informazione disonesta che manipola le conoscenze e le coscienze. Quest'uomo è disperato perché è arrivato alla resa dei conti. Questo ci dicono i fatti reali. Tutto il resto è fuffa, imbroglio e disonestà. Ci rivediamo mercoledì prossimo.